Ascoltando la storia della costruzione Strada San Boldo, ci è venuta l'idea del presepe. In tempo di guerra sono riusciti a far lavorare insieme più di 7.000 persone di varie religioni, prigionieri, soldati, ma soprattutto civili, anziani, donne e bambini, con paga giornaliera e un pasto sicuro. La domenica era giorno di riposo per tutti. Per questo, a Tovena, erano state allestite delle case di preghiera per le varie religioni. Una strada di guerra è diventata un ponte e una strada di pace. Giungono da lontano echi di odio, di guerre mai sopite. Ci sono strade irte da percorrere per raggiungere la pace. Strade da costruire unendo volontà, fatiche fisiche e culturali nel superare distanze, preconcetti nel colore della pelle, pregiudizi su culture e religioni. Quanta fatica nello scavare la roccia con mine e picconi, nel trasportare sassi e miserie umane, incomprensioni ataviche d'egoismi, povertà di cuori. Non lontano, ordini di ingegneria militare guidano il fabbrile impegno di donne, uomini, bambini e anziani nel costruire la strada della comunicazione, che si fa muri di sostegno, buche dove seppellire le armi per percorrere leggeri insieme la strada della fratellanza. Quanto dolore, quante lacrime e sangue che pesano sulle coscienze di chi non ha occhi per vedere, oltre il proprio tornaconto ed egoismo. Accogliere, superando la paura dell'altro, del diverso. Seminare granelli di pace per far crescere un mondo migliore. Nel giorno del riposo, della riflessione e dell'elevazione dello spirito, ecco che si uniscono in una preghiera comune voci diverse, di diversa provenienza e cultura, che sbriciolano le incomprensioni e aprono strade di dialogo. Così il flebile vagito di un bimbo si fa alto, potente richiamo che trapassa corazze di individualismi, miope ideologie, per essere luce di pace e fraternità fra i popoli.